Nel 1914, in una caserma, in Liguria anche in questo caso, successe un fatto particolarissimo. Si stavano provando nuovi cannoni e c'era un corpo abbastanza numeroso, un reggimento addirittura, che era composto da persone, da militari coscritti, che venivano da diverse parti d'Italia, ma dall'Italia meridionale. Un bel giorno successe una rissa incredibile. Perché? C'era un gruppo di sardi che veniva stalkerizzato, gli trattava in mano, arrancio, deriva parotti, se non restava in noi era miglior, li prendevano in giro. Sapete che i sardi sono enormi, sono molto robusti, sono nervosus, sanno il fatto loro, venivano presi in giro, sfidati, un bel giorno si sono ribellati per una questione di dignità e tutti uniti, anche se non si erano dette che 3 parole in tutte, le hanno date di santa ragione a tutto il reggimento. Andanti a distanti schiatris, che molti sono andati in infermeria, qualcuno è andato in ospedale e molti si sono chiusi in caserma, padroni del campo, questi pochi sardi. Naturalmente salta fuori il processo, si ci ricapisce che è succeduto e si viene a sapere che non era stata una ribellione fomentata dall'esterno, dall'estero, un qualcosa. Sto parlando del 1914, quando era già scoppiata la prima guerra mondiale, per quanto noi italiani non partecipassimo ancora, però era nell'aria che in un modo o nell'altro saremmo entrati in guerra. Fanno un processo, hanno individuato i capi, poi facendo un'analisi della situazione si sono accorti che non c'era una ribellione o una rivolta contro le autorità militari o le autorità contro il re. Qualcuno, no, erano persone lealissime, avevano un grandissimo senso dell'orgoglio e un grandissimo senso dell'unità fra loro, potremmo dire unità regionale. E allora hanno pensato bene, ma con gente del genere si vincono le guerre, questa combattività particolare, puniamoli in modo esemplare, non me li mettiamo più assieme agli altri, facciamo una brigata a parte di soli sardi, e così è nata la Brigata Sassari, che è diventata prima famosa e poi leggendaria, perché scoppiata la guerra si distinse sul Carso, dove c'era la Brigata Sassari non si arretrava mai, le quote venivano conquistate. Nel 16 furono spostati questi sardi, combattevano come leoni, c'è poco da dire, anzi come diavoli, così li avevano chiamati, come demonios, combattevano come demoni dovunque li piazzaste. Li hanno spostati sull'altipiano di Asiago e li hanno sostenuto la maggior parte dell'urto della Strafespedizione, fatta in maniera esemplare per poter battere gli italiani. Non sono passati. Era il 1916, erano sempre più diavoli. Il loro motto, anzi il loro grido di battaglia era, mentre per tutti quanti era avanti Savoia, per loro era forza paris, che vuol dire forza amici uguali fra loro, poi forza Sardegna e aio demonios. Un bel giorno, ma molto tempo dopo, il comandante di questa unità, nelle sue trasformazioni, eravamo ormai negli anni '80, hanno trovato un inno e della musica accanto. Non si capiva cosa fosse scritto. Perché? Perché era scritto in sardo. Quando è diventato comandante di questa brigata un altro sardo e ha capito quello che c'era scritto, ha cercato un altro sardo, il maresciallo Azzeni, e nel giro di una notte, cose che possono succedere soltanto alla Sassari, il pezzo è stato messo a repertorio e l'indomani è stato suonato. Questa è la storia di Demonios, l'unico inno che è diventato anche inno regionale
è che delle sfilate non viene solo suonato, ma anche cantato. Abbiamo detto che erano demonios, i diavoli rossi erano anche chiamati, ma il nome non se li sono dati da soli, li hanno dati i tedeschi e la traduzione è proprio, cioè diavoli rossi è la traduzione dell'equivalente espressione in tedesco, anzi in austriaco. Facevano più paura loro degli arditi, tanto per essere chiari. Una grandissima, bellissima storia, quella di questa formazione, perché è quella che in percentuale ha avuto il maggior numero di perdite rispetto a tutte le altre formazioni, diciamo così, delle nostre forze armate.